Buon pomeriggio a tutti amici di Futsal, benvenuti qui dallo Sport Village di Agrigento, dove si terrà la sfida tra Akragas e Trem, tra i giganti e i lupi. Sarà un incontro pieno di emozioni, perché tra due squadre che in questo momento vengono a un rullino di vittorie interessanti. In questo momento però c'è un minuto di silenzio per ricordare Totò Schillaci. E ci uniamo. Ricordiamo ovviamente Totò Schillaci, ci uniamo al cordoglio di tutto il mondo del calcio a 5, a 11 e 7, a qualsiasi ovviamente livello, perché è stato un campione della nostra terra e dobbiamo ricordarlo per quello che ha fatto e per quello che è stato per la nostra Sicilia. Adesso pensiamo alla gara di oggi, Akragas contro Trem. Akragas che oggi giocherà con Brasile, Castiglione, Cillari, capitano, Colore, Di Bartolo, Di Gangi, Di Stefano, Graceffo, Manfisi, Rubio, Sirone e Toledo. Per quanto riguarda invece il Trem, risponde con Virruso e Tripoli come portieri, Sorrentino, Affaticato, Calvaruso, Amici, Itarresi, La Rosa, Baucina, Arato, Ricotta e Minnone. Aspettiamo solamente il via che arriverà dal trio arbitrale di oggi. Sono messo in strada il signor Grasso. Inizia la gara nel frattempo. Come stavo anche dicendo poc'anzi, prima dell'inizio dell'incontro, il signor Celestino Renato e il signor Corrado Cosenza saranno i direttori di gara di questo importantissimo incontro che, ricordiamolo, vale solo 3 punti. Siamo solamente alla seconda giornata, ma per come è partita la stagione per entrambe le squadre potrebbe già valere tantissimo. Affaticato, ora parleremo anche un po' di questi ragazzi che stanno scendendo in campo. Vengono a 3 vittorie nelle prime 3 gare di stagione, ovvero le 2 di Coppa e quella inaugurale di campionato. Attenzione nel frattempo proprio a La Rosa, va da Amici, la parata subito, chiamato in causa Castiglione, giovane ma già abbastanza promettente. Affaticato, lascia Amici, attenzione di nuovo Amici, ritorna sul pallone il 3M che è partito meglio. La Rosa, murato da Cillari e palla che va dalle parti di Virruso, portiere titolare anche oggi per quanto riguarda il 3M. Non è qui sotto la nostra postazione, si propone ancora una volta uno dei principali uomini della gara e non solo, Ricotta, scuola San Giuseppe Iato, lui che adesso è pronto per questa avventura in C1. Cillari nel frattempo perde palla, la riprende il 3M. Amici, La Rosa, finta e controfinta con la suola, ancora La Rosa, ritorna dove c'è Amici, Affaticato, ultimo uomo, rischia qualcosa Affaticato. Allora infatti viene ripreso dall'Akragas che può ripartire in avanti, steso qui nettamente il numero 11 dei giganti, ovvero Crocifisso Di Bartolo. Ancora palla quindi per l'Akragas, però mi sembra abbastanza equilibrata la gara, così come ci aspettavamo. Comunque attenzione a Cillari, capitano già da 3 stagioni dell'Akragas. Esce La Rosa, deviazione finale che favorisce Affaticato. Amici, spinto e c'è fallo sul numero 10, già battuto, calcio di punizione. Ancora Ricotta,
La Rosa. Vale le parti di Amici, ha faticato. Amici, Ricotta, attenzione a lui, inserisce, vale le parti di Amici, un'altra volta. La Rosa ricomincia la girandola del 3M, prova addirittura il tiro la Rosa, fermato però in questo caso direttamente dal numero 11 di Bartolo. Fermato, qui non è irregolare la Rosa, stava tornando dietro, stava tornando probabilmente da Virruso, è stato sgambettato dal numero 11 questo di Bartolo. Amici, nuova la Rosa, fermato la Rosa. Un'altra volta ha provato il tiro sotto le gambe Cillari, così come poco fa di Bartolo ha capito. Un'altra volta prova questa giocata la Rosa, lui che vabbè è un giocatore che il curriculum parla da sé, non stiamo neanche qui a decantarlo. Lui che torna qui nella provincia di Agrigento dopo che ha giocato con il club di Canicattì, l'Atletico Canicattì, in Serie B, in Serie A2. Ricotta fermato, attenzione, la Rosa esce, Caltagirone fa sul pallone prima con le gambe poi con le mani, lo cede vicino a lui e poi ripartire l'Agrigas. Ritornare le parti di Bartolo. Cillari fermato, esce la Rosa, quindi la palla torna a essere per i ragazzi Mister Mosca. Attenzione qua, giocato ed affaticato, fermato in rimessa qui da nel numero 12 è l'Acrias. Attenzione dall'altra parte a Ricotta, va a subentrare ancora il numero 27, fermato, e poi Cillari da un 27 all'altro, cade Cillari, non c'è nulla per il duo arbitrale formato dal signor Celestino e dal signor Cosenza, entrambi della sezione di Palermo. Attenzione ad Amici, la Rosa trova il tiro, fermato la Rosa, attenzione Ricotta, subentra Ricotta e trova la rete del vantaggio 3M. Era caduto probabilmente con intento falloso, intervento del giocatore dell'Agrias, era caduto la Rosa, ma quello che conta di più per i neroverdi è ovviamente il gol. In questo momento blocca la sfida, 3M in vantaggio, ha segnato Ricotta. Attenzione poi alla Rosa, combatte qui con Cillari sotto la nostra postazione. Momento caldo della gara, faticato. Amici, la Rosa, continua a essere questo il quartetto di movimento del titolato Mister Mosca, l'uomo su cui ha puntato il presidente De Simone. Attenzione alla Rosa, a proposito di uomini su cui puntare, va proprio lui, fermato in seconda istanza dal numero 12 Toledo, una dietro per il 3M. Attenzione alla Rosa che però mette il pallone fuori perché c'è un problema a Cillari che ha la scarpa fuori posto, quindi si riprenderà dalla rimessa laterale che l'Agrias poi cederà al 3M. Cillari mette il pallone fuori proprio, rimessa laterale dall'altra parte del campo per i ragazzi di Mister Mosca. Come dicevo prima, Agrias che l'anno scorso era retrocesso sul campo, playout perso contro il Sant'Isidoro Bagheria. La squadra del presidente Cillari però è rimasta in categoria grazie al ripescaggio.
E allora un futsal mercato degno di nota, il ritorno di Sirone, di Brasile, l'arrivo in pianta stabile di gente come il numero 10 Colore, ma vediamo tanti nomi nuovi nel roster. Poi Amici affaticato, anche questi nomi nuovi, poi il 3M, Amici viene dal Cruz, affaticato, e anche lui il nome nuovo, questa nuova stagione che potrebbe colorarsi in maniera differente rispetto all'ultima che si è chiusa con la sconfitta in finale playoff contro lo Sporting Alcamo, netta per i nero-verdi, blu-verdi, chiamateli come volete in base alle vostre preferenze cromatiche. Fatto sta che il 3M in questo momento è avanti grazie alla rete di Ricotta. Amici, esce Cillari, gioca con la suora Alessandro Cillari, lui che è un po' l'enfant prodigio di questa formazione, figlio del presidente Cillari, lui che ha anche ricevuto tante onorificenze nella sua breve carriera, convocato anche alla Under 19 regionale, lui che è sicuramente uno dei maggior prospetti del campionato di C1 e non solo. Forza che prova poi ad apportare Di Bartolo, ma è fuori il pallone. Allora 3M che può di nuovo tornare ad avere il possesso del gioco. 13 minuti fra poco mancheranno al primo gong di questa gara, che già si è sbloccata grazie alla rete di Ricotta qualche istante fa, qualche minuto fa anzi per essere più precisi. Esce proprio Ricotta, entra Mignone, si propone Caltagirone come quinto praticamente d'attacco. Non può più giocare il pallone il 17 perché è all'interno della zona da campo, già scambiato, ma attenzione per il tiro! Favoloso il gol di Alessandro Di Gangi. Qua poi l'esultanza con le pistole, effettivamente ha sparato un pallone clamoroso alle spalle di Virruso. Pareggio a Gagas. Di Gangi, nulla da fare per Virruso. Complimenti ad Alessandro Di Gangi, trova il pareggio. Partita viva, partita bella qui allo Sport Village di Agrigento. 1-1, ha pareggiato l'Agrigas. Attenzione poi qua a Caltagirone che si propone, ancora lui, può andare il portiere, può andare proprio qui Vincenzo Castiglione, colpito in maniera regolare per il duo arbitrale. Si lamenta la panchina dell'Agrigas per questa giocata un'altra volta fulminante del portiere dell'Agrigas, giovanissimo Vincenzo Castiglione, anche lui comunque già con un curriculum degno di nota, classe 2003. Secondo sbaglio preso dal... Affaticato per la rosa, riprende palle in un primo istante Toledo, ma non è caparbio, non è continuo nella sua pressione per recuperare palla a linea a metà campo degli avversari. Mignone, conserva il pallone Mignone anche se rischia qualcosa di troppo. Viene ripreso dall'Agrigas, ora ci credo che il gol di Di Gangi. Esce subito però Di Gangi, forse un problema per il numero 4, che comunque già ha messo lo zampino sul risultato. Mignone fermato, Mignone ritorna affaticato, rischia qualcosa però la rosa che richiama in cosa affaticato, forse un po' troppo accelerato questo disimpegno per il 3M. Ottimo invece il pressing offensivo dell'Agrigas. Allora palla subito per i giganti con Cillari, va subito il tiro colore, poi Cillari, Virruso la fa sua e poi va lontano a cercare la corsa del numero 14 Baucina, appena entrato. Cillari pressato, deve smistare meglio questo pallone Cillari perché regala un calcio d'angolo
al 3M. Arato, attenzione, affaticato, prova a girarsi, viene fermato davanti alla porta. Cillari, Toledo, sistema il pallone, va dietro Lacragas. Colore, Toledo, colore. Di Bartolo conserva questo pallone, rischia qualcosa, va Toledo, non spreca mai il pallone Lacragas. Toledo si gira, Cillari, colore, ora centrale, sempre Toledo, uno dei più attivi. Lacragas non si capiscono qua invece Di Bartolo e Cillari. Questo è un quartetto pieno di esperienza con quei picchi di fantasia e di sregolatezza che danno i giovani. Cillari e Castiglioni in porta. Affaticato, però addirittura il tiro affaticato è fuori misura per la conclusione del numero 6. C'è stata però una deviazione e quindi calcio d'angolo per il 3M. Batterà Pietro Arato. Ha affaticato, fermato, ultimo tocco da parte di Arato e quindi palla di nuovo per Lacragas. Può battere già Castiglione. Toledo, gira palla, formazione di casa, sempre con Toledo che rischia qualcosa, controlla, almeno prova a controllare in questo caso il numero 6 Brasile, appena entrato, nuovo acquisto, lui che ritorna tra le file dell'Lacragas. Attenzione poi, perché è entrato anche il numero 7 Cristian Calvaruso, capocannoniere dell'ultimo campionato con 46 gol. Attenzione al 7, fermato, poi spinto qui nettamente da crocifisso Di Bartolo. C'è un time out chiamato da mister Mosca. E allora qualche minuto di pausa e poi riprendiamo la cronaca di Lacragas 3M 1-1 che a questo momento al gol di Ricotta ha risposto qualche istante dopo Di Gangi. Il punteggio dopo i primi 10 minuti, siamo praticamente a 9:59 dalla fine del primo tempo, metà precisa, se ci date lo scarto di un secondo. E allora calcio di punizione per il 3M, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, da quel primo spunto di Cristian Calvaruso, spinto da Di Bartolo, e palla che adesso torna ad essere nero-verde. Chi sarà? Numero 10, il capitano Carletto Amici, che va al tiro, la parata di Castiglione. Poi attenzione, ancora una volta Arato che viene fermato da Brasile. Poi il signor Celestino è rimessa per il 3M. Non c'è stato un altro tocco di Arato voluto da Brasile. E allora la rosa rischia ancora il numero 13. Pallone dietro per Baucina, che rischia, colpito da dietro però Baucina. E allora per il signor Celestino che era praticamente a 1 centimetro dall'azione. E fallo, non è il primo questa frazione per il club di casa. Anzi, siamo già al quarto, questo può essere un tema per i restanti 9 minuti e 35 di gara in questo primo tempo. Riprende però palla Brasile in maniera regolare. Prova a scappare, atterrato poi Calvaruso, gara molto maschia, lo vedete quanto
stanno cercando il contatto i giocatori in campo qui nel parquet del complesso tendario agrigentino, lo Sport Village. Castiglione prova il tiro, rimane lì il destro, attenzione poi a Calvaruso che conserva il pallone, ancora Calvaruso, lo tiene in campo, strattonato il numero 7, non c'è niente però per i direttori di gara. Allora va lontano Brasile, rischio 0 per il numero 6, Virruso rimette il pallone in gioco, lo girerà La Rosa. Arato, Baucina, buono per La Rosa, non si intendono, La Rosa e Baucina, può andare Castiglione, pallone conservato lì dal sinistro di Bartolo, preso però da due uomini del Trem, può andare ancora Baucina, esce perfettamente Castiglione, grande parata del 17, abile tra i pali, abile anche palla al piede, Baucina, La Rosa, ottimo controllo, scontato in questa superficie, Arato, viene fermato Arato, ultimo tocco di Brasile, anche il numero 20 che va dietro dove c'è La Rosa che in questo momento svolge la funzione di centrale, di playmaker di questa formazione. Baucina, Arato conserva la palla, ancora il 20, ritorna dietro, liscio di Baucina, rischia però qui il Trem, attenzione poi qua Toledo che non riesce poi a pianare il pallone, una volta in area di rigore, rischia poi tantissimo qui Calvaruso, si arrabbia Virruso, si arrabbia La Rosa, Calvaruso qui ha rischiato anche tanto, time out, secondo della gara, primo per l'Akragas. Allora altri secondi di pausa e poi riprendiamo con questo corner in favore dei giganti. Riprendiamo dal parquet dello Sport Village di Agrigento, riprendiamo questo calcio d'angolo per l'Akragas, si propone Di Barto, prova a girarsi, un'altra volta deviazione, stavolta di Calvaruso, chiama lo schema Brasile, non c'è nessuno in rigore dei giocatori dell'Akragas se non Colore che si è allontanato, deviazione poi finale di Ricotta, calcio d'angolo sprecato qui dall'Akragas e comunque potrà avere una rimessa laterale nella metà campo avversaria, palla per Toledo, la lascia a Colore, Di Bartolo, ultimo tocco di Ricotta che ha provato ad evitare questo corner, non ci riesce. Alza le mani Toledo, chiama anche lui uno schema, si muove Di Bartolo, palla per lui, lo scambio e poi il colpo di testa tentato da Colore, scambio velocissimo tra l'11 e il 12 e a metterla dentro stava per essere il 10. Ancora Trem che dopo qualche minutino passato nella propria area di rigore sta respirando adesso con Ricotta al centro, esce Castiglione, siamo in casa Toledo, non aumenta la sua corsa il numero 17 anche perché era chiuso da maglie nero-verdi. Allora Virruso la dà subito alla Rosa, riprende palla Colore ma solo per un attimo, attenzione a Ricotta, punta lui, fermato il tiro di Calvaruso ma c'è stato prima un fischio
calcio di punizione per quanto riguarda il Trem, e questo è anche il quinto fallo commesso dall'Akragas. D'ora in poi, per i prossimi 7 minuti di gioco, se l'Akragas dovesse fare un altro intervento falloso, ci sarà il calcio di punizione finale senza barriere per il Trem, ovvero il tiro libero. Il dischetto più lontano in questo momento va La Rosa, fermato dalla barriera messa in campo da Rubio e Castiglione. Appena entrato il numero 20 che ora va a pressare proprio La Rosa, che gira, Ricotta prova la giocata, prova ad andare Ricotta, atterrato, non c'è niente per il suo Celestino, tutta la panchina del Trem in piedi. Fatto sta che può andare l'Akragas, perde palla però, scorre spaccate, può andare Baucina, ritorna sul sinistro, di nuovo sul destro, appoggia La Rosa, attenzione a Ricotta, La Rosa pensa anche più che al tiro, a vedere Calvaruso al centro del rigore, esce con un tocco l'Akragas, ma riprende palla La Rosa, attenzione a Ricotta, esce un'altra volta perfettamente Castiglione, interpretazione del ruolo da giocatore di categoria superiore in questo momento per Vincenzo Castiglione. Palla indietreggiata ancora per il Trem, Baucini, La Rosa aspetta un poco La Rosa, prova addirittura il tiro in porta, illusione del gol per gli spettatori di fede nero-verde, non che ce ne siano tantissimi qui allo Sport Village, ovviamente maggiore presenza di cuori bianco-azzurri. E a proposito di cuori bianco-azzurri, è entrato in campo Benito Sirone, aveva annunciato l'addio in quest'estate, un dramma per il reparto offensivo dell'Akragas, poi però il ritorno e adesso vuole anche essere protagonista Sirone. Palla per Colore, attenzione poi al tiro provato lì dall'Akragas, può scappare per Ricotta, ancora Ricotta, Castiglione da stopper arriva in scivolata e dice di no a Ricotta. Comunque il pallone tra i piedi, Baucina guarda La Rosa, non si propone, attenzione a Anconelle, sente senso però a Colore, atterrato Brasile, calcio di punizione per l'Akragas, quindi aumenta anche il conto dei falli, secondo commesso dal Trem in questa prima frazione, sono molti di più quelli commessi dall'Akragas, ben 5 al prossimo, appunto come abbiamo già detto anche in anteprima qualche minuto fa, ci sarà un tiro libero in favore del Trem, ma in questo momento la palla sta rotolando nel campo dei neroverdi. Calvaruso che prova anche qualche scatto, qualche guizzo dei suoi. Attenzione alla Rosa, tocca Calvaruso, si arrabbia il numero 7, calcio di rinvio per Castiglione, che andrà col rilancio lungo a cercare Colore. Calvaruso mette fuori, palla sempre per l'Akragas con Rubio, che adesso ha il pallone tra le mani, lo appoggerà a terra, cercherà un compagno, il compagno Castiglione che può scaricare il destro, Pedra Castiglione, uno scivolo alla Wayne Rooney, segna il portiere, 2-1, gol dell'Akragas, urlo strozzato perché c'era arrivato Virruso, troppo spazio lasciato qui a Castiglione, che abbiamo visto essere uno che quando ha lo spazio la porta la vede come, nonostante il suo ruolo sia proprio quello di difendere i pali. 2-1, gol del portiere, gol di Vincenzo Castiglione, per ora migliore in campo sicuramente tra i 10 più riserve che hanno messo piede sul parquet blu dello Sport Village. In questo momento sta trascinando l'Akragas, 2-1, ha segnato il portiere Castiglione che ora va ancora a giocare a laterale, non ha più limiti di tempo perché ha superato la metà campo, scivola però al momento del passaggio, La Rosa mette il pallone in calcio d'angolo, si arrabbia
la panchina del 3M. difficoltà. Attenzione per questo che messo al centro. Prova uscire Virruso. Siamo in cosa Ricotta, che non riesce nella sterzata. E allora palla per Colore. Brasile. Rubio. Colore. Brasile. Quindi fraseggio dell'Acregas, che è passato in vantaggio, ha rimontato il gol di Ricotta con le realizzazioni prima di Gangi, poi uscito per infortunio, e poi del portiere Castiglione. La Rosa prova a riscattarsi il 3M. Amici, attenzione a lui, sbaglia Amici, strattò nettamente poi Rubio, e il signor Celestino guarda Carlo Amici, La munizione sacrosanta per Amici. lo guarda solamente adesso negli occhi quando gli estrae il cartellino giallo. Fallo tattico, giusto. Sirone. Il provvedimento disciplinare preso qui dal direttore di gara, giallo per Carlo Amici, e quindi anche il primo ammonito della gara. Qualche protesta timida dalla panchina nostra. Si perde un po' di tempo. Il portiere sempre un uomo in più. Palla per Colore. Castiglione, lo vedete, sta giocando sul Brasile. lato destro, ora ritorna al suo posto che più gli compete, ovvero l'area di rigore, a difendere. Attenzione a Colore, grande giocata, fermato però dall'ingresso in campo di Mirko Sorrentino, nuovo acquisto del 3M nel corso di questa settimana, prelevato dalla Merlo Calcio 5. Messa laterale per l'Acregas Rubio. Attenzione a Sirone, cambia Brasile, sinistro fuori misura, ci prova anche il numero 6, uno dei più attivi da quando è subentrato in campo, Emanuele Brasile. Attenzione poi qua a Ricotta, può scappare lui, ancora Ricotta verso Amici, sinistra che colpisce due giocatori avversari, a Colore particolarmente, viene inferto un colpo al volto. Poi la Rosa, grande giocata per Ricotta, mette a sereno un avversario, ancora Ricotta, esce Castiglione, fallo commesso qui dal numero 27 Giuseppe Ricotta, classe 2004, che ha fatto male un suo quasi coetaneo, ovvero Vincenzo Castiglione, autore del gol del vantaggio. Tutto posto per Castiglione. Sì, non abbiamo sbagliato, anche se come vedete sta indossando il completo che spetta ai portieri all'Acregas. Attenzione poi qua a Brasile, Sirone a destra, pallone al centro, rischia qualcosa Amici, ultimo tocco di Rubio, sconsolato il numero 20, voleva sicuramente farsi trovare più pronto su questo tentativo di Sirone, lui che è un pivot vecchia scuola ma si sta specializzando anche nel giro palla, La nota, cambiano il due. che Mr. Fecond vuole cercare di imporre ai suoi, soprattutto da davanti. Attenzione a Ricotta, attenzione a Carlo Amici, arriva però Sirone, guadagna una rimessa laterale, gira l'Acregas. 2-1 Acregas. Come sempre Castiglione dall'altro lato del campo rispetto a dove si trova il pallone, Colore a fare l'ultimo uomo dei 5 bianco-azzurri, perde palla per il numero 10, attenzione all'altro 10 ovvero Amici, che vince un rimpallo, vuole un fallo non fischiato, atterrato, poi qui Sirone la Ricotta, no, ma c'è fallo. Abbia fatto l'allenatore. Attenzione, qualche problema, rosso Dovrebbe essere espulso. rosso per Una sciocchezza ed è giusta l'espulsione. è stato espulso proprio Mister Mosca. Una sciocchezza davvero, ha dato un calcio al cartellone pubblicitario. Ovviamente quando la tensione sale è più probabile che Subito rosso, vengano giusto? concessi gesti di questo tipo. Certo è che fino a un certo punto, perché andare poi a rovinare le infrastrutture, soprattutto quando siamo in un campo ospite, non è sicuramente la cosa più bella da fare, da vedere.
Fatto sta che Ricotta ha commesso fallo, anche se per il 27 non c'erano gli estremi per fischiare l'intervento. Questo è il quinto fallo commesso dal 3M. Ottima fase della partita in questo momento per l'Akragas, perché ha rimontato anche il discorso falli commessi. Ora qualsiasi intervento porterà a un tiro libero, a meno che non avvenga in una delle due aree il rigore. In quel caso sarebbe semplicemente calcio di rigore. Palla per Brasile, espulso un membro della panchina Un solo uomo. del 3M. Discutono. Battuto destro e calcio di punizione. Attenzione a Rubio. Colore. La giocata di Colore, se ne va Sirone. Ritorna dalle parti del suo numero 6 Brasile. Ancora Sirone. Giro palla Akragas, anche un po' per far passare il tempo, perché mancano poco più 120 secondi. Attenzione a Sirone che prova il tocco, esce Virrusi in maniera provvidenziale. Spaccata adesso il 3M. Attenzione ad Amici, il sinistro di Amici, che ha sicuramente visto momenti migliori. Castiglione chiama il pallone, chiama calma. Esattamente mancano 102 secondi alla fine di questo primo tempo. Akragas in vantaggio grazie alle reti di Gangi e Castiglione. Sirone poi conserva la palla, nonostante la spinta, nonostante la caduta, mantiene il possesso Sirone. Castiglione può toccarla per il blu arbitrale, perché c'è stato un tocco da parte di un giocatore del 3M e quindi comunque non ha portato a qualche effetto questo possesso del numero 17. Anzi, palla per il 3M. Amici, La Rosa. Ancora Carletto Amici chiama il movimento, ritorna La Rosa che però sbaglia. E allora Brasile, senza non subire falli, e non falli soprattutto, può andare ancora Brasile, fermato dalla Rosa. Galvanizzo adesso il numero 13. Attenzione a Ricotta, subentra lui, Sorrentino a centimetri dalla prima realizzazione con la maglia del 3M. Mirko Sorrentino che si dispera poi. La palla è per Castiglione, 61 secondi al termine del primo tempo. Va lontano Castiglione. Sirone un'altra volta, la pivot. Come gestisce bene il pallone Sirone. Attenzione a Rubio, attenzione per il Brasile col tacco a liberare. Rubio fermato però da Sorrentino. Sorrentino, ma ogni volta che l'Akragas va in attacco rischia di far male. Pallone che arriva addirittura a Castiglione. Sirone abbastanza arretrato. Brasile lo aiuta, giro palla quindi dai giganti. Colore. Rubio, attenzione al rischio che si è preso qui l'Akragas. La palla è buona per Virruso che la mette già in movimento. Ci sarà. 30 secondi soltanto. Sarà una volta il pallone per La Rosa. Prende con i denti l'Akragas. Rubio difende palla Amici. Attenzione a lui, Amici! Un'altra volta super Vincenzo Castiglione. Oggi ha messo il mantello il numero 17. E attenzione quindi a Sorrentino. C'è un problema però in fase di battuta e quindi rimessa dal fondo per Castiglione, forse palla in movimento. Mancano 15 secondi alla fine. Con Colore subito l'ultima azione perché mancano 12. Adesso diventano 10. Rubio. Sirone non controlla benissimo, ma comunque difenderà il pallone fino al duplice fischio dei signori Celestino e Cosenza. Finisce il primo tempo. Akragas 2, 3M1 dopo una prima fase dove i ragazzi palermitani erano sicuramente in controllo della partita. Poi ha rimontato l'Akragas grazie ai reti di Gangi e il portiere Castiglione, che hanno rimontato il momentaneo vantaggio del numero 27 Ricotta, che aveva fatto una grande azione per liberare. A tra pochissimo con il racconto la seconda frazione di Akragas 3M.
soddisfatti naturalmente della prestazione e della vittoria. Naturalmente non è stato facile perché sapevamo in partenza di incontrare una buona squadra, una squadra ben allenata da un ragazzo molto giovane. E diciamo che per noi è stato abbastanza facile, tra virgolette, perché siamo riusciti a trovare subito il gol del vantaggio. Poi alla fine del primo tempo abbiamo avuto un po' di sbandamento e abbiamo rischiato addirittura naturalmente di pareggiare. E poi lì diciamo, con il gol del 2-0 siamo stati bravi poi, diciamo, a trovare gli spazi giusti e a fare il secondo, il terzo e il quarto gol. E naturalmente siamo contenti, siamo sulla buona strada, chi ben comincia a metà dell'opera e quindi diciamo che abbiamo ci si prospetta un buon inizio di campionato. Mario naturalmente non ha bisogno di presentazioni, io lo conosco da tanti anni e quell'anno a Dattilo naturalmente ha fatto un grosso campionato, ma lui è un giocatore importante, è un giocatore che quasi sempre va sempre in doppia cifra. Io personalmente l'ho voluto fortemente perché so il valore del giocatore e poi soprattutto perché Mario prima è un uomo e poi un calciatore. Sono sicuro che quest'anno qui all'Accademia si potrà togliere grosse soddisfazioni. E dentro gli spogliatoi, devo essere sincero, tra il primo e il secondo tempo li ho un pochettino bacchettati perché abbiamo fatto per 35 minuti fatti proprio bene e poi sul finale, ti ripeto, abbiamo un pochettino abbassato la guardia, loro hanno colpito una traversa e quindi lì la partita si poteva veramente prendere una piega diversa e quindi la prima cosa che ho detto dentro gli spogliatoi è di ritornare a essere concentrati, di ritornare a essere bravi nei calci piazzati, di essere molto attenti, di accorciare le linee, di essere molto compatti e devo essere sincero, la squadra l'ha fatto veramente bene e quindi siamo veramente contenti e soddisfatti per la prestazione e soprattutto per il risultato. E quest'anno è tutto diverso, l'anno scorso sono entrato a febbraio dove naturalmente non potevo chiedere nessuna cosa alla società perché il mercato è chiuso e la squadra era questa, diciamo che siamo stati bravi con i miei giocatori a trovare il giusto piglio per cercare naturalmente di raggiungere la salvezza e l'abbiamo raggiunta meritatamente anche se all'ultima giornata. Quest'anno la società ha puntato fortemente su di me, io ne sono contento, sono orgoglioso di essere l'allenatore di questa squadra, di questa società e naturalmente sono riuscito a fare insieme al direttore Tosto a comporre la squadra conoscendo diversi giocatori e naturalmente diventa anche un pochettino più facile perché poi hai il tempo per preparare bene tutto il precampionato, c'è il ritiro, c'è la coppa e quindi diciamo che abbiamo fatto insieme a tutta la società un buon lavoro, i risultati si stanno iniziando a vedere perché siamo stati bravi a passare il primo turno di coppa. Oggi, ripeto, abbiamo vinto una partita però contro una buonissima squadra e quindi, ripeto, ci auguriamo che il proseguo sia abbastanza positivo. Diciamo che era ieri per cominciare un campionato di eccellenza, per fare 2 gol, però l'importante è i 3 punti che abbiamo fatto, sia il primo turno del campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia. È stato un gran lavoro del ragazzo Giorgio che mi ha fatto un bel passaggio ficcante e poi alla fine il resto ci ho pensato io. È un gruppo meraviglioso, bravi ragazzi che siamo sempre a disposizione al mister. Il mister lo conosco molto bene, infatti quando mi ha chiamato in estate non glielo potevo rifiutare e subito l'ho accettato. Queste sono delle partite che se tu lo sblocchi subito poi tutto il resto ti viene facile. Il campionato ancora è lungo, quindi noi abbiamo iniziato col piede giusto e ora c'è tanto da migliorare e dobbiamo solo abbassare la testa e lavoriamo come sempre. È stato un affaticamento che non volevo rischiare, ho sentito un po' in poi sono uscito, però niente di grave.
soddisfatti naturalmente della prestazione e della vittoria. Naturalmente non è stato facile perché sapevamo in partenza di incontrare una buona squadra, una squadra ben allenata da un ragazzo molto giovane. E diciamo che per noi è stato abbastanza facile, tra virgolette, perché siamo riusciti a trovare subito il gol del vantaggio. Poi alla fine del primo tempo abbiamo avuto un po' di sbandamento e abbiamo rischiato addirittura naturalmente di pareggiare. E poi lì diciamo, con il gol del 2-0 siamo stati bravi poi, diciamo, a trovare gli spazi giusti e a fare il secondo, il terzo e il quarto gol. E naturalmente siamo contenti, siamo sulla buona strada, chi ben comincia a metà dell'opera e quindi diciamo che abbiamo ci si prospetta un buon inizio di campionato. Mario naturalmente non ha bisogno di presentazioni, io lo conosco da tanti anni e quell'anno a Dattilo naturalmente ha fatto un grosso campionato, ma lui è un giocatore importante, è un giocatore che quasi sempre va sempre in doppia cifra. Io personalmente l'ho voluto fortemente perché so il valore del giocatore e poi soprattutto perché Mario prima è un uomo e poi un calciatore. Sono sicuro che quest'anno qui all'Accademia si potrà togliere grosse soddisfazioni. E dentro gli spogliatoi, devo essere sincero, tra il primo e il secondo tempo li ho un pochettino bacchettati perché abbiamo fatto per 35 minuti fatti proprio bene e poi sul finale, ti ripeto, abbiamo un pochettino abbassato la guardia, loro hanno colpito una traversa e quindi lì la partita si poteva veramente prendere una piega diversa e quindi la prima cosa che ho detto dentro gli spogliatoi è di ritornare a essere concentrati, di ritornare a essere bravi nei calci piazzati, di essere molto attenti, di accorciare le linee, di essere molto compatti e devo essere sincero, la squadra l'ha fatto veramente bene e quindi siamo veramente contenti e soddisfatti per la prestazione e soprattutto per il risultato. E quest'anno è tutto diverso, l'anno scorso sono entrata a febbraio dove naturalmente non potevo chiedere nessuna cosa alla società perché il mercato è chiuso e la squadra era questa, diciamo che siamo stati bravi con i miei giocatori a trovare il giusto piglio per cercare naturalmente di raggiungere la salvezza e l'abbiamo raggiunta meritatamente anche se all'ultima giornata. Quest'anno la società ha puntato fortemente su di me, io ne sono contento, sono orgoglioso di essere l'allenatore di questa squadra, di questa società e naturalmente sono riuscito a fare insieme al direttore Tosto a comporre la squadra conoscendo diversi giocatori e naturalmente diventa anche un pochettino più facile perché poi hai il tempo per preparare bene. Riprendiamo posto qui in questo panorama, questo sfondo che ci induce a vedere un bellissimo spettacolo di teatro. Lo spettacolo l'abbiamo visto effettivamente in campo tra Akragas e 3M che era andato in vantaggio qui nella terra dei giganti con la rete di Ricotta, giocatore scuola San Giuseppe Iato. Poi però è arrivata l'allargazione dell'Akragas con il gol bellissimo di Gangi al volo, propiziato da un'azione personale del portiere Vincenzo Castiglione che poi addirittura si è concesso il lusso di trovare la rete del vantaggio dei biancazzurri. Tornano in campo anche i due arbitri dell'incontro per il signor Celestino e il signor Cosenza in sezione di Palermo, così come il cronometrista il signor Grasso, pure lui della medesima sezione. La palla sarà per i padroni di casa, Akragas che scende in campo di nuovo con Castiglione, vediamo Toledo e vediamo Di Bartolo che darà il via alla gara. C'è anche Cillari che ritorna quindi sul terreno di gioco, sulla posizione di laterale destro. E poi centrale abbiamo visto Brasile, vediamo se sarà confermato lui. Per quanto riguarda il 3M invece cambio in porta, non c'è Virruso che è sembrato anche abbastanza incerto su quella occasione che ha portato al gol di Castiglione, quindi al suo posto entra Tripoli, scuola Palermo Calcio 5, passato anche Atletico Monreale, lui che sicuramente ha avuto un importante processo di maturità nel corso delle ultime stagioni in maglia 3M, poi ha faticato
Amici davanti Calvaruso e poi La Rosa largo a sinistra. Si perde ancora qualche minuto, poi riprenderanno a giocare le squadre, lo fanno adesso al fischio del signor Celestino. Partono i 20 minuti di tempo effettivo che separano Acrigas e 3M dall'esito di questa gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie C1 Girone A. Campionato e stagione a dire il vero già cominciati benissimo per entrambe, 3 vittorie su 3 nelle gare valide per innanzitutto la Coppa di categoria, la Coppa Italia. Entrambe sono passate, 3M contro la Merlo. Andreas pure ha festeggiato il passaggio del turno. Adesso la palla e di nuovo per i biancazzurri che hanno anche vinto la prima di campionato, ha fatto anche il 3M e quindi è sicuramente una partita già che ha un sapore diverso. Non sapremo poi per cosa lotteranno queste squadre, però per molti, per gli esperti, saranno tra quelle che giocheranno per la promozione in Serie B. Su un campionato, ricordiamo, che vede all'attivo, vede in lista presenti 14 formazioni. Palla per Carlo Amici, 3M che gioca con questo completino verde con inserti neri, attaccherà da sinistra verso destra in questo secondo tempo. Dall'altro lato invece partiranno le offensive dell'Acrigas. Pensano ancora ad Amici, La Rosa di suola, fermato con fallo da Cillari che si lamenta. Ma per il signor Cosenza il fallo è netto, si avvicina anche in maniera pericolosa dalle parti del capitano della formazione agrigentina. Palla per Carlo Amici. C'è un battitore stabilito e prestabilito di questo 3M, sicuramente Carlo Amici. Allora, 2 in barriera per l'Acrigas, sono Cillari e Bartolo. Castiglione sistema la barriera, già più volte Amici si era presentato dalle parti del portierone oggi, col mantello l'abbiamo chiamato nel primo tempo. Amici però si è sempre scontrato contro la barriera oppure proprio il numero 17. Può andare Amici! Illusione del gol per Carlo Amici, va lontano Castiglione. Grande controllo di Bartolo che prova a girarsi, non è fermato. Attenzione, affaticato, 2 contro 1. Affaticato! Sbaglia completamente. Attenzione a Castiglione che se ne va. Siamo in causa di Bartolo. Ritorna sul pallone della Rosa. Non c'è niente. Attenzione di Bartolo! Non c'è niente per il duo arbitrale. C'è la rete di Bartolo 3-1. Azione strana, si era messo davanti La Rosa che adesso sembra fuori di sé. È stato anche ammonito La Rosa per proteste. Spinto secondo il parere del giocatore del 3M da Di Bartolo. Ed è 3-1 il punteggio, l'avete visto, in maniera chiara. La Rosa cade per il duo arbitrale, si lascia cadere. Di Bartolo davanti a Tripoli non può fare altro che mettere in gol un regalo per crocifisso Di Bartolo. Palla di nuovo per il 3M che prova a reagire, sono affaticato. La Rosa che adesso ovviamente sarà carico di tensione dopo questo fallo non fischiato e gol quindi contestualmente subito dal 3M. Si difende bene l'Acrigas, affaticato, trova la giocata personale che non riesce, palla quindi che ritorna ai giganti di Agrigento, ripescati, detto anche in apertura per questa stagione di C1, erano scesi l'anno scorso sul campo
combattendo fino all'ultimo contro il Sant'Isidoro Bagheria nello spareggio play out. Poi ripescaggio, attenzione a Cillari, ancora Cillari, che giocata del 27, non c'è niente, mi sembrava fallo anche a me questo di Calvaruso, si lascia vedere però Cillari. Stanno facendo correre molto in questa seconda frazione il duo Celestino-Cosenza. Anche adesso attenzione di Bartolo, fermato da Affaticato. Non stanno fischiando più i due arbitri, si sono mangiati i fischietti. Adesso ne giova sicuramente lo spettacolo. Palla per l'Acreas, da capire se è rimesso calcio d'angolo. Sarà corner. Cillari dietro, Toledo, destro aperto fin troppo per il numero 12. Faticato, Amici riprende il Trem con La Rosa, ultimo uomo, Leandro La Rosa, ritornato sul suolo Vigentino dopo le esperienze con il Atletico Canicattì, per lui anche un'esperienza prima alla Pronissa. Un girovago le categorie tra A2 e BC1. Attenzione alla Rosa, proprio lui il tiro murato da Castiglione, poi non è tanto attivo Alessandro Di Gangi, che è entrato, ha fatto gol e poi è subito uscito per un problema che sembra essere rientrato adesso. Cillari rischia, attenzione, Amici, la rete di Carlo Amici, 3-2, lo sguardo a cercare il tifo nero-verde, 3-2. Gol di Carlo Amici, che ha sfruttato l'errore in fase difensiva propiziato dal pressing alto, ma anche dalla pesante indecisione di Alessandro Cillari tra tutti, il capitano dell'Acreas, che adesso chiama in cosa Toledo. Affaticato dietro da Tripoli, ora ci crede il Trem, gara viva, attenzione però a Di Bartolo, ora il gol del momentaneo 3-1, va lontano la Rosa, palla per l'Acreas, gara che può assumere qualsiasi connotato nel corso di questa seconda frazione. C'è un giocatore a terra e Amici gli sta allacciando le scarpe, va vicino a lui il signor Cosenza, ora lascia battere. Questa rimessa esce proprio Amici, ancora il gol del 3-2, anzi 2-3 a dire il vero, del Trem. Rischia qui in qualche modo, ce la fa comunque Affaticato, attenzione a Ricotta, è sempre pericolosissimo quando si intestardisce lì sulla fascia mancina per poi rientrare sul destro. Così ha originato il gol del momentaneo vantaggio Trem. Di Gangi non controlla bene, Tripoli scivola Baucina, Tripoli va proprio da lui, che si è rialzato. Ricotta, fermato, Affaticato, Baucina. Attenzione, La Rosa, Affaticato. Propongono Baucina e Ricotta, come è per il 14. La Rosa, attenzione a Ricotta, azione, non riesce però ad avere il mordente necessario per quanto riguarda il Trem, che è sotto nel punteggio, ma ha segnato poco fa il gol che ha dimezzato lo svantaggio. Attenzione a Affaticato, prova il doppio passo, se ne va, Affaticato, va fuori e quindi Castiglione chiama in causa Toledo, che poi però ritorna, non fa partire il diesel, preferisce andare da Cillari, che poi con calma ritorna proprio da Toledo. Attenzione a Cillari che insiste, ma c'è La Rosa, riprende palla in un primo momento Cillari, poi viene atterrato senza fallo da La Rosa. Tanti interventi dubbi, solo un fallo fischiato in questa prima parte di gara. La Rosa, ancora Affaticato. Di seconda frazione. Attenzione, Affaticato.
Ricotta non riesce a girarsi, Toledo è bravissimo a coprire. Allora Cillari, allora Di Gangi, allora Toledo di prima intenzione a cercare proprio Cillari e controlla, non dentro il parquet dello Sport Village, o almeno dentro il terreno consentito, affaticato, il destro, deviazione di Di Bartolo e poi qua colpito Di Gangi, effettua anche un volo pindarico per accentuare ancora di più il tocco di Baucina, che è netto, quindi calci di punizione in favore dell'Acregas, che può respirare. Primo fallo commesso dal Trem. Dopo aver subito il 3-2 un po' sofferto. Gara che ovviamente ha cambiato la sua faccia dopo la rete di Amici. Sembrava potesse essere un soliloquio dell'Acregas dopo quel 3-1 dubbio dovuto al fallo non fallo commesso sulla rosa da Di Bartolo, che poi a porta vuota praticamente, perché Tripoli poteva fare ben poco lì, 1 contro 1 con una porzione di rigore smisurata a disposizione del numero 11. Sembra potesse essere l'inizio della fine per il Trem, che invece, la grande squadra qual è, ha reagito, ha trovato il gol con Amici e adesso ovviamente vuole cercare anche il pareggio. Di Bartolo di prima non riesce a trovare Di Gangi, ovviamente ancora presto per chiamare eventuali allarmi per l'Acregas, ma in questo momento meglio il Trem. La Rosa affaticato, trova il tiro, pensa a Ricotta, atterrato, fallo di Bartolo, calcio di punizione, si lamenta l'Acregas, commette fallo qui Di Bartolo, commesso dall'11 dell'Acregas, calcio di punizione che batterà adesso Baucina per il Trem. Attenzione quindi ancora a Baucina. Amici ha lasciato il posto a lui, quindi batte Baucina, tiro di affaticato, calcio d'angolo. Mancano praticamente 14 minuti alla fine. Baucina al centro, Ricotta fermato, poi Di Gangi in campo, ottiene l'applauso della sua panchina. La palla è per non Tripoli, ma affaticato perché è rimessa per il Trem. La Rosa va da Ricotta. Attenzione al destro di Ricotta che trova Baucina in maniera involontaria, ancora Baucina al centro, Ricotta non riesce a mettere la zampa, poi affaticato, il pallone arrivare lì, esce, e bene, un'altra volta Castiglione, attenzione a Toledo, può andare Toledo! Non c'è un attimo di pausa qui allo Sport Village, ha provato anche Toledo dopo l'azione reiterata di Baucina e Ricotta, proprio Baucina va dove c'è la Rosa, affaticato, la Rosa prova a girarsi, fermato ed era ultimo, ritorna bene il Trem, ma Brasile viene atterrato, non c'è niente per i signori, questa volta sì, fallo di affaticato, giallo proprio sotto la nostra postazione, quindi l'abbiamo visto benissimo l'intervento che Affaticato ha commesso danni di Di Gangi, che era uscito malconcio durante il primo tempo. Non è rimasto null'altro 13-9. Per fortuna nulla di grave per Di Gangi. Toledo sul punto di battuta, c'è anche Tripoli lì vicino. Non intendevo Tripoli, ma Di Gangi. Tripoli, perché Trem che ha sistemato la barriera con la Rosa davanti a Toledo. Castiglione ovviamente con il suo solito laissez-faire lì a destra. Attenzione a Baucina, spinto Baucina da Toledo, ancora la Rosa dalle parti proprio di Baucina, fermato Ricotta, attenzione per la corsa di Castiglione, errato per il lancio del 17, riprende palla a Brasile, una piove il numero 6, attenzione poi ancora a Brasile, fermato da Baucina. Tanti errori adesso, attenzione a Ricotta, può andare lui, fermato Ricotta,
linea regolare, può andare con i Castiglione che si allunga il pallone, rischio grandissimo, preso al 17, atterrato Toledo in maniera irregolare qui dal numero 12, Baucina. Fallo di Toledo. Attenzione, giallo per Toledo, fallo tattico per evitare potenziali pericoli dopo l'errore di Castiglione. Questo è un po' il problema principale di quando si gioca con un portiere così propenso all'attacco. Il rischio a cui si viene esposti è incalcolabile, soprattutto in caso di errore. Time out per il 3M. 3-2, quindi per ora il punteggio. Siamo rimasti sul 2-1 al termine del primo tempo. Rispetto alla grande pausa tra prima e seconda frazione dobbiamo introdurre le reti del 3-1 momentaneo di Bartolo, che ha sfruttato la decisione arbitraria di non fischiare fallo su una pressione che proprio il numero 11 aveva portato nella campo avversaria ai danni della rosa, e poi il 3-2 di Amici, che ha sfruttato a sua volta un errore, un'incomprensione, una delicatezza difensiva dell'Agrigas. A tra poco. Calcio di punizione per il 3M. Stiamo per riprendere. Mancano 12 minuti, 20 secondi. La squadra palermitana deve rimontare solamente un gol, che però pesa come un macigno per ora. Va alla rosa, deviazione di Bartolo. È stato lui a deviare la punizione. Amici sono stati diversi a calciare le free kick. Attenzione poi ancora al numero 13, la rosa rischia l'ultimo uomo, Sorrentino ritorna da Tripoli, Baucina, Sorrentino, Bora ancora per la rosa, Baucina, Calvaruso. Rischia Calvaruso, comunque per il 3M, Sorrentino, gioca di suola, attenzione alla rosa, chiama nuovamente dei suoi, ancora la rosa, libera il destro, fermato però in doppia sforbiciata prima di battere, poi comunque c'era anche Di Ganci tra Baucina, ma c'è prima qualcosa. C'è la munizione per un componente della panchina. Giallo per un dirigente del 3M. Dirigente accompagnatore che continua a protestare. Però ripeto, c'è troppo nervosismo per essere appena alla seconda di campionato. Calcio di punizione quindi per il 3M. Calcio laterale, pardon. Ne poco. Scambiano Calvaruso e Baucina, Sorrentino, fermato Baucina per il Bartolo, spinto nettamente dal numero 4, che si va a prendere anche il cartellino giallo. Giallo per Baucina. Giallo per Mirko Sorrentino, che dice, e lo capite anche dalla sua semiotica, non è sicuramente convinto della decisione del signor Celestino, tant'è che però bisogna segnalare il calcio di punizione giallo, 3 falli a testa commessi dalle squadre in questa seconda frazione di gara. Ancora parquet da asciugare. Vedete, una manovra rusticana per asciugare il parquet blu caratteristico dello Sport Village, con questo
questo sfondo teatrale, dal sapore teatrale, lo spettacolo che ci stanno offrendo effettivamente le due squadre in campo ne vale il prezzo del biglietto. Colpito al volto però qui Di Gangi, si arrabbia tanto Baucina, non c'è niente per i direttori di gara. Baucina viene richiamato in panchina dopo questo momento di nervosismo. Palla comunque per il 3M. E allora andrà Amici che ritorna in campo. Sorrentino rischia qualcosa, perché Sorrentino deve ovviamente ancora addentrarsi nel sistema di gioco, lui che ha iniziato la stagione con la Merlo. Amici, Rosa Amici, come buono per Calvaruso che subentra, Calvaruso, poi Sorrentino mirato, che difesa all'Acragas, attenzione poi, riparte avanti, Brasile, palo clamoroso, una gara che si accende sempre all'improvviso, luce intermittenza qui allo Sport Village. Attenzione ancora, altra parte Calvaruso al centro, Castiglione viene fermato addirittura dai suoi, poi va lontano a cercare Di Bartolo, che riesce un'altra volta a vincere il mismatch fisico e aereo, sempre l'11, la Rosa su di lui, al centro, Di Gangi fermato da un super Tripoli. Copre lo specchio il numero 16, calcio d'angolo comunque per l'Acragas, gara che si è accesa adesso in maniera definitiva, o almeno lo speriamo. Brasile, palla che però viene ripresa dal 3M, attenzione al contropiede, c'è Calvaruso, aspetta Calvaruso, va la Rosa al centro, esce un'altra volta super Castiglione. Palla ancora per l'Acragas, non escono i giganti, arriva un'altra volta Carlo Amici, il comandante con la 10, un altro errore in fase difensiva, un'altra volta è Amici. 3-3. Rimonta il 3M, adesso deve essere completata con il sorpasso. Acragas che invece deve ritornare con i piedi per terra, deve tornare qui sul parquet dello Sport Village. Un altro errore difensivo, un'altra volta punito l'Acragas. Attenzione poi qua Rubio, fermato da Sorrentino, si arrabbia la panchina 3M, fallo di Sorrentino, quindi quarto fallo commesso dalla squadra palermitana. Pareggio del 3M, 3-3. Segnato un'altra volta Carlo Amici, giocatore di categoria superiore, l'anno scorso protagonista con il CUS, la promozione in Serie B, promosso anche con Real Termini e Mistral, le sue altre due esperienze precedenti in Serie C1, un portafortuna oppure semplicemente un oggetto clamorosamente importante nell'organigramma delle squadre dove abita. Carlo Amici, autore di una doppietta, nel frattempo sulla proto l'Acragas, fermato dal 3M che non accetta il contropiede. Attenzione allora ancora a Ricotta, abilissimo a giocare con la suola, con le sterzate che lo contraddistinguono. Viene chiamato un time out, lo sentiamo praticamente da qui. Ancora la palla gira, Amici, dove c'è Calvaruso, un po' in ombra oggi Cristian Calvaruso, autore di 46 gol l'anno scorso, capocannoniere. Attenzione poi a Ricotta, atterrato con fallo, calcio di punizione, si lamenta Sirone, se n'era andato Ricotta, forse non sarebbe arrivato su questo pallone, ma c'è calcio di punizione. 4 falli in uno adesso.
pari anche quindi in questa particolare situazione. 3-3, il punteggio invece, come potete anche vedere al centro lì in alto nel vostro schermo, 3M che avrà l'occasione per andare in vantaggio. Ancora una volta Carlo Amici, doppietta in questa ripresa e adesso ritorna a essere lui il deputato alla battuta di questo calcio di punizione. Può andare Carlo Amici, fischia l'arbitro, va Amici, il pallone entra in qualche modo un'altra volta Carlo Amici, intelligenza e talento superiori per l'Italo Algerino. Segna ancora Carlo Amici, 3-4. Secondo tempo nel segno di Carlo Amici, time out chiamato da mister Fecondo. L'Acrogas si è fatto rimontare. L'abbiamo detto, 8 minuti e 47, sono gli stessi che mancavano, secondo più, secondi in meno, al momento della punizione di Carlo Amici, che al terzo tentativo trova la rete da punizione, la terza oggi per lui, la terza in questa ripresa. Nel segno di Carlo Amici il 3M si è ripreso la gara, ma attenzione all'Acrogas che ovviamente vuole cercare di ritornare pericolosamente in gara. Affaticato, atterrato, ritorna però Sirone, pallone al centro, esce Tripoli che poi voleva un movimento più gotto dei suoi, lo fa adesso Calvaruso, esce addirittura con la testa Castiglione e poi Ricotta, fermato da Sirone che va dove c'è Colore, aspetta il 10, a sul sinistro, spunta Brasile a sinistra, Sirone dentro l'area, ancora il numero 9, ritorna dietro, sbaglia, allora affaticato, aspetta, affaticato, fermato con fallo, si arrabbia Rubio, attenzione perché questo fallo è importante, perché rappresenta il quinto commesso dall'Acrogas in questa seconda frazione, stesso tran tran della prima. Dopo 7 minuti l'Acrogas aveva commesso già 3 falli, quando mancavano 7 minuti l'Acrogas ne ha commessi 5, solo che non ne ha fatti più poi nel corso del primo tempo. Vediamo se sarà così anche in questa seconda parte di gara. Non è il vero, c'è qualche secondo in più in cui soffrire. Triple addirittura in qualche modo è arrivato da Calvaruso, come dicevo un po' in ombra Cristian Calvaruso, non al meglio ovviamente, anche se già ha timbrato 3 volte la propria cartellina nel corso di questa stagione iniziata poco fa, potremmo dire, anche se già è passato praticamente un mese. Rischia Colore, attenzione alla Rosa, fermato Sirone, scontro rusticano tra Sirone e la Rosa ad avere la meglio. L'ultimo tocco del numero 9 è proprio la Rosa, rimessa sempre per il 3M, deviato da Rubio il servizio della Rosa che rimane dietro. Calvaruso lo guarda, infatti scende a lui la palla. Amici può girarsi, la Rosa affaticato, non può controllare questo pallone, rimessa per l'Acrogas. Colore, Castiglione tra linee,
Sirone al centro, c'è la rete di Rubio, 4-4, passa il servizio di Sirone. Non si arrende mai La rete è di Rubio, a meno che non ci siano state ulteriori deviazioni, ma da come è risultato dovrebbe essere proprio il 20 ad aver firmato il 4-4. 4-4, pareggia l'Agrias, ma il 3M ha il jolly del quinto fallo, quindi del tiro libero che può scattare da un momento all'altro. Poi c'è lui, Carlo Amici, che lascia la rosa. Non si intende che non ha faticato. Mi sembra un po' sulle gambe lo prende adesso. Palla buona per il Brasile. Non c'è Castiglione in porta come sempre. Colore Brasile. Atteggiamento super offensivo dell'Agrias dopo che era andato in doppio vantaggio, dopo che era stata rimontata la formazione di mister Fecondo. Adesso andiamo 4-4. Che partita! Castiglione rischia e prova addirittura il tiro Calvaruso da casa sua, sfruttando il fatto che avesse rubato il pallone proprio al portiere Amici. Con Castiglione fuori dai pali è lecito pensare a questo tipo di soluzioni che forse possono anche risultare decisive. Colore, Calvaruso su di lui, colore. attenzione a Colore. Di fisico come palla. Sirone difende il pallone. Sirone, non c'è niente per arbitrare, arriva adesso la segnalazione, fallo, gli ha faticato, quinto fallo commesso anche dal 3M. D'ora in poi, quando mancano 5 primi e 43 secondi alla fine della gara, qualsiasi fallo sarà segnalato con un tiro libero, a meno che, come detto anche nel primo tempo, il fallo non avvenga più avanti rispetto al dischetto del tiro libero. In quel caso ci sarà o un calcio di rigore oppure un tiro libero più avanti, tipo in questo caso fallo ai danni di Calvaruso. Attenzione, ammonizione per Toledo in panchina per proteste, rosso per Toledo che era stato già ammonito per quel fallo tattico nel corso della ripresa. C'è terra un giocatore dell'Acre, fuori Toledo, proprio l'autore del 4-4. fallo commesso da Colore. Poi c'è stato un contatto tra chi è caduto e il 3M e Rubio, che è rimasto a terra dolorante in preda al dolore. Il pallone, come aveva anche anticipato, se l'è preso proprio lui, Carlo Amici, tripletta nel corso di questo secondo tempo che aveva portato l'Agrias a dimezzare lo svantaggio, a recuperarlo e poi addirittura ad andare in vantaggio. Dolorante ancora Rubio a terra. A terra Rubio. Vediamo se lo spray magico lo rimette in sesto. Arriva anche un componente della panchina dell'Agrias per cercare di Si è rialzato Rubio. tentativo di rimetterlo in piedi, ma no. Riuscirà quindi autore del gol del 4-4, aiutato così come in occasione della rete da Sirone, che aveva fornito l'assist. Infortunio quindi per l'Agrias, due notizie bruttissime nel corso di questo spaccato di gara. Prima l'espulsione di Toledo, poi l'infortunio di Rubio. E poi, come dicevo prima, se il fallo avveniva o avverrà in futuro più avanti rispetto al disco di tiro libero, lo stesso verrà battuto più avanti, aumentando il coefficiente di difficoltà della parata per Castiglione, che proverà almeno a coprire la maggior parte della porta, con Amici che batterà a centimetri dalla lunetta e l'area di rigore. Non mi sembrava così il fallo rispetto ovviamente alla linea
che delimita l'area di rigore di Castiglione, che adesso viene anche chiamato dagli arbitri a difendere la prima porta, però non vicinissimo Il vantaggio del solito a dove batterrà adesso Amici, che guarda la panchina, guarda gli arbitri, guarda gli avversari, e adesso è il turno di Castiglione. Andrea Amici, portierone col mantello, l'abbiamo chiamato Vincenzo Castiglione. L'obiettivo di stoppare Carlo Amici, già in gol 3 volte solamente nel corso della ripresa. In cerca del poker, in cerca del quarto, in cerca del gol che manderebbe il Trem di nuovo in vantaggio quando mancheranno 5 minuti e 30 secondi. Va Amici! Sempre Carlo Amici! Sempre il numero 10! 5-4, altra firma pesantissima di Carlo Amici. Poker per Carlo Amici. E vantaggio di nuovo per la formazione ospite, 5-4. 15 minuti di tempo effettivo di pura onnipotenza calcettisti per Carlo Amici. Allo Sport Village da Agrigento, Trem di nuovo in vantaggio. Acregas che giocherà senza Toledo, espulso dalla panchina, e senza Rubio. Poirone al centro, non trova nessuno, voleva replicare l'azione che ha portato al pareggio, ma nessuno ci ha creduto come Rubio, che appunto è uscito per infortunio. È molto angolata, tra l'altro era pure pressato. 5-4 per la Trem. Palla per Tripoli. Tiene il pallone in campo, andiamo a provare la Rosa. Si era proposto più laterale Tripoli, così come sta facendo adesso Castiglione. Castiglione perde palla. Attenzione, Calvaruso insiste, non va subito al tiro. Fa ritornare Castiglione in porta. Ritorna da Amici. E allora Trem preferisce riflettere quando mancano 5 minuti, meno qualcosa alla fine. Attenzione di Gangi, fermato dalla Rosa, che poi manda uno sguardo al cielo per attutire il dolore dopo la botta subita da questo scarico verso la porta di Tripoli di Gangi. Attenzione ancora al tiro, ha provato la Colore, Tripoli sicurissimo in presa, va lontano a cercare Calvaruso, sopra Brasile, si lamenta Castiglione. Voleva una spinta di Calvaruso. Questa generosa la spinta qui sarebbe stata da segnalare per il gol arbitrale. Fatto stare comunque il pallone ancora per Colore. Gira la telecamera, gira il campo, ancora Colore dalle parti di Brasile. Girone atterrato, fallo! Fallo, e quindi tiro libero per l'Acregas. Vediamo se sarà un tiro libero più avanzato, se sarà dal disco. Sarà dal disco e batterà Manuele Brasile, ritornato a vestire bianco-azzurro. Lascia Colore, Gabriele Colore, classe 92. Vediamo se il Colore riesce a trasformare il rete. Sarà lui contro Tripoli. Giovane ma esperto in ambito di tiri liberi. Colore contro Tripoli. E allora quando mancheranno 4 minuti e 19 secondi alla fine della gara, Colore ha l'occasione per rimettere tutto in discussione e rimettere tutto in parità, così come ha fatto poc'anzi Amici della medesima situazione, seppur da posizione differente. Va Colore! Passa il pallone, rete di Colore. 5-5. Non poteva non sfruttare questa conclusione. Arriva il pareggio dell'Acregas. Rete di Colore e tiro libero. È tutto di nuovo in parità. La Rosa per Amici. Baucina. 6 falli l'uno, 5 gol l'uno. Mancano fra poco 4 minuti alla fine. Gara tutta da decifrare ancora tra Acregas e Trem. Attenzione alla Rosa. Potrebbe anche tornare dietro, sempre la Rosa. Entra dentro, atterrato in maniera regolarissima. La Colore, calcio d'angolo. Andrà Calvaruso alla battuta.
per redimersi anche lui, ma c'è Amici, la Rosa, per Baucina che aspetta, ritorna alle parti di Amici, e allora la Rosa, e allora Baucina, attenzione a Baucina, fermato in maniera regolare, può andare quindi Brasile, attenzione ancora al 6, torna dietro, e c'è Di Ganci che fa un ottimo aggancio, Colore, Sirone, scodella Sirone avanti, c'è la Rosa che rischia di qualcosa, Baucina, gara che adesso sta vivendo ritmi altissimi, attenzione, è palpabile allo Sport Village, 5-5 al Palaforum dello Sport Village. ne palla però qua la con Di Ganci, e allora Sirone, e allora Colore, e allora Castiglione che vede, corre Di Ganci, se ne va il 4, Di Ganci! Di Ganci! Che cosa ha fatto? Di Ganci! 6-5. È partita, signori. Per il nostro caso è sbagliato. Che bella partita. Mamma mia, non c'è un attimo di respiro. Akragas 5 Creme Palermo. Arriva il 6-5, arriva la rete di Di Ganci, doppietta per lui, un altro gol fantastico Partita, signori, davvero per Alessandro molto Di Ganci. La passione dello Sport Village che si accende al gol. Il numero 4 e poi Calvaruso perde palla, Castiglione va lontano, cerca Sirone, sensazione, Sirone, Tripoli, dice di no. Allora Amici, allora Baucina, senza fare fallo, sembra camminino sul ghiaccio, attenzione a Baucina che rischia, difende palla la Rosa, non c'è un attimo di pausa, ancora palla per Baucina, che può andare, doppio passo, serie di finta, ancora, numero 14, ottiene calcio d'angolo per la Tremme, 2'19. da Calvaruso a battere. Dove c'è Amici, che malgrado abbia fatto il tiro deviato, c'è la Toscana che è sotto, calcio d'angolo. Attenzione Amici, verso Baucina, la Rosa, continua lui, arriva allo spazio dove c'è Amici, fuori, il motivo è 10, 2 minuti, esattamente 124 secondi, ma attenzione calcio d'angolo. Calcio d'angolo, tutti credevano fosse ormai rimessa. Baucina si risistema avanti il 3M, Ricotta sterza, Baucina dove c'è Amici, attenzione, ancora Baucina deviato, spazio in qualche modo l'Akragas, qualche camicia qui, formazione bianca-azzurra, Baucina atterrato, senza fallo, Colore, gara maschia in questa nostra postazione. E poi Amici non può arrivarci, è impazzito Mister Fecondo. 6-5, gara senza senso in questa parte finale, 96 secondi alla fine. Palermo 5, appena 96 secondi alla fine, mancano solamente 1 minuto e 34 ore. Attenzione a Di Ganci che aspetta, poteva anche andare al tiro, esce nel frattempo Tripoli, rientra Virruso, la scelta in porta per gli ospiti, Mister Mosca, gli spalti così, tecnico ospite. Attenzione Colore ancora, fallo laterale, ma l'ultimo a toccare è stato palla fermata, primo e 28. poi ribattuta sulle gambe di Colore, si propone anche Virruso, sarà il punto d'attacco, per questo subentra al posto di Tripoli. Può succedere di tutto. Virruso, sono in 5 davanti i ragazzi del 3M, la Rosa ultimo uomo, Amici ancora per la Rosa, ancora per lui, ancora per il capitano, attenzione a Baucina, fermato, poi doppio rimpallo, forse con un braccio addirittura, con le mani. attenzione quindi, ancora Virruso, il tiro, la parata bellissima di Castiglione che allunga la traiettoria in angolo. Virruso voleva vendicarsi di quel gol subito proprio da Castiglione nel corso del primo tempo, dove è sembrato un po' incerto. Amici, attenzione, ancora Amici, mancano sempre meno, mancano sempre
meno secondi. Mancano 37 secondi. Attenzione, Baucina al centro, reazione di In angolo. Colore, calcio d'angolo. Potrebbe essere una delle ultime grandi azioni del 3M. Amici, La Rosa. Sempre la Rosa. Ora deve Amici. aumentare l'intensità. Amici, attenzione per rimane di Ricotta atterrato, non c'è niente. E quindi Di Gangi fermato da Virruso. 22 secondi soltanto. Intervento da stopper di Virruso. Ma attenzione, 22 perché mancano 22 secondi. Ragazzi, vicino all'impresa. 22 secondi che si diventano 20. Castiglione va lontano benissimo. Danilo Sirone. Attenzione a Sirone che se ne va. Grande giocata. Sirone fermato da un super Baucina. L'ultimo tocco è di Sirone. Mancano 10 secondi. secondi soltanto. Sembra il countdown di Capodanno per l'Akragas, che potrebbe centellinare questo inizio di stagione con 4 vittorie su 4 uscite. Attenzione al pallone avanti. C'è Baucina. Ancora una volta Baucina. 6-6 quando mancano 6 secondi. Combinazione degli aspetti demoniaci con la parata 6-6. mancata in questo caso Però da Castiglione, e c'è la rete di Baucina. in casa leggendo anche se la vittoria ormai E attenzione peccato perché davvero. mancano 6 secondi. Errore grosso. Gara destinata ormai al pareggio, ma potrebbe esserci un ultimo grande assalto. Attenzione a Ricotta che può andare fermato. Solamente dal triplice fischio finisce 6-6. Akragas ha un passo dai 3 punti, è comunque imbattuto dopo le prime gare di campionato. Stessa cosa per il 3M, si ferma la corsa distruttrici. Ricordiamo i marcatori per l'Akragas, hanno segnato nel corso del primo tempo Di Gangi e poi il portiere Castiglione era andato in vantaggio. Il 3M grazie alla rete di Ricotta, poi il 3-1 all'inizio ripresa di Bartolo, tanto discusso, arriva poi Ricordo la rimonta 3M marcatori. firmata da Amici, 0-1. che fa una tripletta, mette il compito dei gol sul 3-4, pareggio di Rubio, poi gol di Amici da tiro libero segna Colore 5-5 e poi arriva il 6-5 che sembrava definitivo di Gangi e poi a 6 secondi alla fine pareggia il 3M col gol di Baucina. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui da Gabriele Rispetta, gli sportivi è tutto, un saluto e alla prossima con lo spettacolo del futsal della Serie C1 siciliana. Di Gangi riporta in vantaggio l'Akragas e alla fine Baucina 6 secondi dalla fine. Diciamo pareggio ai conti, ma